Giardino Sigurtà con Alice Garbi che ci racconta segreti dei tulipani. Prima del segreto del fiore in sé, vedete questa bella novità, queste casse che rendono la passeggiata panoramica quasi un balcone fiorito. Questo perché l'idea era di creare una sorta di stanza circondati appunto non solo dal balcone delle casse dei tulipani, ma anche dalle aiuole dei giardini acquatici. Quindi proprio una novità anche dal punto estetico e dal punto di vista formale della disposizione dei tulipani. Il tulipano non è un fiore olandese, come tutti pensano, ma è un fiore che viene dalla Turchia. E il suo nome si pensava fosse proprio derivato da tulband, che significa turbante, per la sua forma che quando è chiusa sembra un copricapo di quelli che ci mettiamo quando ci asciughiamo i capelli. È un fiore che è stato proprio importato poi nei Paesi Bassi e da lì, dalle Fiandre, poi in Olanda, ha preso sempre più piede, creando una vera e propria tulipanomania. Quindi il termine tulipanomania non è un evento, ma è una mania per questo fiore che si è creata scommettendo sul colore dei suoi bulbi e vincendo o perdendo tantissimi soldi, sino da renderlo il fiore della vanità, delle cose che passano presto. Proprio perché il tulipano è un fiore che passa velocemente, è il simbolo della vanità, quindi delle cose belle, ma che se ne vanno in maniera molto di corsa, diciamo così. E spesso i pittori fiamminghi lo dipingevano nelle loro nature morte per simboleggiare come la ricchezza, come la giovinezza, una cosa da tenere cara, ma che presto sarebbe poi andata. E i tulipani sono tantissimi, la loro caratteristica è che sono molto molto colorati, quindi sgargianti, sono quasi coriandoli come quadri puntinisti dei bambini che troviamo nei loro disegni, quindi sono veramente molto particolari. E poi al di là del classico tulipano a stelo lungo con il fiore che sembrano quasi i cui petali sembrano quasi ali di cigno, ci sono tulipani doppi, tulipani pappagallo, tulipani sfrangiati e anche in diversi momenti della stagione, indipendentemente anche dal tempo ovviamente. Avremo tulipani precoci, poi medio tardivi, la cui qualità è la stragrande maggioranza dei tulipani, e poi tardivi che accompagnano quasi fino ai primi di maggio.